Ben ritrovati a tutti al nostro nuovo appuntamento quotidiano con Di Arte, il programma dedicato alla scoperta dell'arte. Questa settimana ci troviamo in compagnia di Luca Bellandi, ben ritrovato con noi, buonasera. Ciao, di nuovo, benvenuto al nostro angolo quotidiano che racconta dell'arte, degli artisti del nostro panorama italiano. Ieri abbiamo iniziato così a raccontarci un po' insieme la tua vita, ma soprattutto già un po' il tuo modo di fare arte, di quello che ti caratterizza, no? Quindi abbiamo iniziato a estrapolare gli elementi che ti hanno contraddistinto più di tutti, insomma, nel panorama italiano, proprio per questa evanescenza che tu utilizzi per rappresentare le tue opere, il tema del ricordo che primeggia sopra di tutti, e poi un'oggettività che fa sempre riferimento un po' al passato, questo passato romantico, se vogliamo, dell'Ottocento, con una chiave però moderna, attuale, no? Abbiamo così iniziato un pochino a parlare del fatto che tra i temi principali trattati da Luca Bellandi abbiamo quello dell'abito posto su un manichino, proprio a ricordo e a evidenziazione che la nostra società è fatta poi di questi oggetti, l'abito oppure i simboli, no? Che tramandano poi esatto ai nostri posteri, che ancora non ci conoscono come siamo noi, no? Un dettato ufficiale della nostra società moderna, è un nostro vissuto, quindi lo fai attraverso l'abbigliamento che caratterizza un modo di essere, un modo di esprimerci, dei simboli attraverso per esempio il tatuaggio piuttosto che il cuore, e allo stesso tempo degli oggetti che fanno parte poi del nostro vissuto, giusto? Sì, i simboli sono fondamentali e rievocano un po' il viaggio, il mito del viaggio, della ricerca, il cuore, il tatuaggio in sé, sono tutti simboli che derivano un po' da quelli che erano i tatuaggi dei marinai dell'Ottocento. La mia ispirazione viene da lì. Da buon livornese, perché ricordiamo... Che poi è un fatto proprio di nascita, come si dice, no? Lo scopri poi crescendo, questo tipo di appartenenza al luogo. Ti trovi affascinato da cose che potresti tranquillamente evitare o vedere sotto un'altra luce. In realtà poi ti ci scontri, magari ci puoi anche lottare inizialmente, ma poi ti devi arrendere a quello che sei. Io non ho neanche un tatuaggio indosso, mi piacciono molto però, e ritengo che siano stati il linguaggio più importante per far capire quello che erano i sentimenti o dei messaggi. Sono quelli che io utilizzo io nei quadri. Sono accenni, sono delle tracce, più delle volte troverete la parola tracks sul quadro, perché è fondamentale, il mondo è fatto di tracce, la nostra vita è fatta di tracce, poi c'è chi le segue, chi non le segue, chi le ignora. La simbologia è fondamentale come gli strumenti musicali che accompagnano queste figure in giro per questi posti non ben definiti, che danno un ritmo, che danno la colonna sonora a quello che sono i personaggi. Infatti una chiave di lettura molto importante che viene data quando si approccia per la prima volta a un tuo quadro è questa ricerca perfetta della composizione che tu dai, che scandisci un tempo, no? Oltre, vogliamo insomma dirlo un po' come cosa che ti contraddistingue, oltre a essere un grande pittore, sei un musicista, quindi questa chiave, questa vena ritmica ce l'hai non soltanto quando suoni, ma quando anche proprio esprimi con il pennello le tue opere. E non è casuale il fatto che ogni opera ha un sound, no? Una propria sonorità, un proprio ritmo, quello più acceso, più frenetico in certi tipi di pennellate, oppure veramente più soft, più del richiamo, del ricordo, e quindi più dolce in certe altre. Sbagli oppure... No, non sbagli, a parte che non sono un musicista, sono un uomo di musica. I musicisti sono altri, però mi ritengo più un produttore, non vorrei andare nello specifico, però per parlare in gergo mi piace creare un sound nei quadri. Ci sono degli spazi,
gli spazi hanno un valore a livello di nota importante, vanno letti in questa maniera, forse è troppo specifica come cosa, però l'intento, nutrendomi di musica, è quello di riportarla. Io lavoro, penso, 24 ore al giorno con la musica, da anni. Mi sono anche danneggiato un po' forse. Tanto è vero che proprio tu hai affermato che hai visto probabilmente più concerti nella tua vita che mostre d'arte, no? Proprio perché la tua passione della musica è sempre stata in parallelo, no? Sì, il tuo è sempre stata in percorso. Parallelo. Io avrei voluto fare il chitarrista bravo, non il chitarrista bravo. E siccome poi sono, da quel punto di vista lì, lo studio mi è sempre stato un po' pesante, preferisco sentire e suonare chi lo sa fare bene. Io ho avuto questo dono di dipingere, mi accontento, ma in tutte, come c'è la possibilità, la musica ce la metto sempre. Il fatto di dipingere gli strumenti musicali è proprio un bisogno impellente. La musica fa parte di me, della mia vita, e ha sempre fatto parte di me, ha sempre scandito la mia vita, continuo a farlo, e ad oggi mi ritrovo ad andare ai concerti appena posso, e credo di scrivere più delle canzoni che dei quadri. L'intento perlomeno è quello. Ho bisogno di avere una storia che il più delle volte rimane mia e che non faccio conoscere a nessuno. Il fatto però che si avverta questa cosa qui per me è importantissimo, e molte persone avvertono questa cosa. Il paragone tra la musica e i miei quadri non è venuto fuori da me inizialmente, è venuto fuori da una critica e da chiunque, dalle persone comuni. Magari chi mi conosce, per chi mi conosce è più facile, però è una cosa che spicca molto. Per me è fondamentale perché vorrei corredare il quadro di una colonna sonora. È vero, e non è solo legato al fatto che in molte tue opere tu utilizzi lo strumento musicale rappresentato, quindi la chitarra, il tamburo, ma veramente un'armoniosità compositiva che tu pensi sempre di riuscire a toccare nel momento in cui dipingi. Sì. Tua caratteristica infatti è quella di non disegnare mai prima e poi dipingere, ma il quadro nasce come una scultura, no? Viene scavata, viene rappresentata nel momento in cui si va a cercare. Io sono stato abituato così come formazione a cercare il quadro. I miei disegni rimangono disegni, in un blocco, nel foglio. Il quadro io inizio vagamente, nella mia testa c'è una storia da raccontare. Preparo il fondale, che è lo sfondo, e i miei personaggi nascono lì, nascono in una posizione e poi si modificano, si piegano, vanno avanti, tornano indietro. C'è un cane, poi non c'è più, arriva il mare a un certo punto. È una costruzione, approccio prettamente scultoreo, aggiungere e togliere, a seconda delle sensazioni. Il mio lavoro è molto estemporaneo, anche se ovviamente io mi alzo la mattina e vivo in funzione di questo, perciò tutti i pensieri che mi passano dalla testa poi rimangono lì, si rielaborano e mandano avanti questo film senza fine. Quindi vengono rappresentati a livello estemporaneo, ma con una grande ricerca interiore e culturale dietro, perché ricordiamo la tua formazione. Come la musica, anche la lettura è fondamentale. Ci sono delle storie, ci sono dei quadri che nascono da dei libri, da degli autori che ti danno un'ispirazione, che ti danno un'immagine. Sono affascinato ovviamente, come tutti gli addetti alla visualità, a quei libri che ti rimandano l'immagine, che sembrano dei film. E da lì ti si apre un mondo, non necessariamente per parlare di quel romanzo lì, ma per te, per il tuo romanzo. Questa è forse la cosa più difficile, che una volta che hai trovato la chiave d'accesso ti dà il via ad una produzione, ad una formazione originale, perché qui bisogna parlare di originalità. E basta, mi fermo qui, sennò poi divento presuntuoso. Tra l'altro anche, giusto per rimanere nel presuntuoso, che non è comunque, lo stesso Leonardo da Vinci diceva proprio che la rappresentazione grafica, proprio l'apoteosi, insomma, è il miglior mezzo per comunicare, perché è una cosa che rimane ed esprime un concetto fondamentale. Voi pittori avete il privilegio e anche
insomma, l'incarico poi di riprodurlo a noi in una chiave di lettura sempre in continua evoluzione, perché Sì. sono veramente sempre delle idee che devono essere sviscerate in un modo ben definito. E devi rimanere al passo con i tempi. Questo non vuol dire destabilizzare quello che è il tuo linguaggio o fare azioni smodate per quello che è la cromaticità della tua tavolozza o del tuo disegno. Stare al passo con i tempi vuol dire che l'insieme del quadro, per me il mio punto di vista è questo, l'insieme del quadro è in questo tempo qui, anche se il linguaggio rievoca il tempo. Nel mio caso è una conservazione del tempo, io non voglio perdere la memoria, non voglio perdere il tempo, sono affascinato dalle cose antiche, vecchie. Sì. E ho bisogno in qualche modo di rivestire queste immagini che possono essere ambientate nell'Ottocento come nel Novecento, nel 2040, ho bisogno di rivestirle con questa patina di tempo, perché il tempo è fondamentale. Questo è un po' un filo conduttore di un tuo modo di essere, non solo come artista ma anche come persona, sì. Ovvero uomo di cultura da un punto di vista umanistico, e quindi si rintraccia molto fortemente questo aspetto che dici, ma anche un uomo che ha sempre avuto a che fare con l'arte non solo di questo genere, ma un'arte legata al design, legata proprio a quelle che sono veramente le forme nuove espressive, legate sia all'editoria, che sono nuove forme di immagine della contemporaneità, ma anche degli arredi, del design inteso proprio come oggettistica. Sì, ma infatti, scusa, interrompo, ma è un fatto di formazione, come dicevamo prima. Negli anni giovanili, negli anni '80, ho lavorato per delle fanzine a livello di grafica, ho illustrato i vecchi LP, a tutt'oggi illustro dei libri. Il fatto di aver pubblicato dei poster ti costringe anche per certi versi a cimentarti in cose che magari lì per lì credi che non ti appartengano, poi in realtà è quello, devi affrontarle e devi vedere come risolvere anche la situazione. A volte è importante trovarsi di fronte a uno scopo, no? Un obiettivo, un tema. Sì. Questo fa sì che uno si sforzi un po' di più e vada anche un po' al di là. È facile per un artista chiudersi, fermarsi e gigioneggiare. Capita, anche a me è capitato. Su un traguardo già raggiunto, sì, invece si tratta di sintetizzare sempre, evolvendo però. C'è sempre qualcosa che ti porta a qualcos'altro. Secondo me quando finisci di cercare non trovi più nulla. L'obiettivo è quello, poi non è detto che non ci riesca. Infatti, volendo così un po' ripercorrere quelli che sono i tuoi modi di fare, e lo dirò brevemente, poi domani lo analizzeremo bene, perché purtroppo il nostro quarto d'ora giornaliero è sempre veloce e rapido. Comunque il tuo primo modo di approcciare all'arte è stato sicuramente da un punto di vista coloristico molto acceso, con una composizione sempre ben dettata da un modo formale di creare un'opera, forse con dei rimandi anche all'arte giapponese per quanto riguarda la sospensione, il positivismo stesso di realizzare l'opera, e questo bel senso della ricerca della perfezione che è tipica dell'arte orientale. Poi evolve, come tutte le cose, no? Come i percorsi della vita dell'artista giustamente deve affrontare, e qui si innesca un meccanismo successivo dove al colore si abbinano invece altre tonalità più scure, più cupe, ma per valorizzare a questo punto l'oggetto che deve riaffiorare, esplodere dal quadro e avere una nuova forma, una nuova natura. Questo è importantissimo da un punto di vista compositivo, e allo stesso tempo anche come elementi degli oggetti che corredano l'opera, che si innescono nuovi tipi di situazioni, come per esempio possono essere le pistole, le serpi, i tamburi, ecco, tutta una nuova oggettistica
un'oggettività che correda l'opera, ma sempre con un significato simbolico. Questo significato simbolico sarebbe molto bello sviscerarlo insieme, perché ogni cosa ha sicuramente un perché legato all'oggetto. Questa cosa qui la vedremo insieme domani, sempre in compagnia di Luca Bellandi, per il nostro appuntamento quotidiano qui dalla bottega Gollini di Imola, che sapete ci fa un po' da cornice tutti i giorni e ci dà la possibilità di esporre le opere degli artisti che settimanalmente vengono qui in questo salotto come ospiti per raccontarci dell'arte contemporanea, che credo che sia una cosa molto importante proprio per permettere a tutti di avvicinarsi a questo mondo con una lettura sempre più approfondita, non superficiale, ma che veramente, come stiamo scoprendo adesso con Bellandi, ha una chiave sempre misteriosa e sicuramente simbolica da scoprire. Quindi un appuntamento a domani, sempre alla stessa ora, qui dalla bottega Gollini. Un arrivederci a tutti. Buonasera.